Tutti, vi do il benvenuto a questo webinar che si intitola Fare impresa, avvio accesso al credito, microfinanza e finanza alternativa. Io sono Irene, lavoro per Union Camere del Veneto. Proprio 2 minuti di introduzione del progetto e poi lascio la parola a Matteo Solivo che condurrà le prossime 2 ore. Questo webinar è organizzato nell'ambito del progetto Filo, che è un progetto di cui è capofila T2I, che è un'azienda speciale delle Camere di Commercio che si occupa di innovazione e sviluppo. È un progetto finanziato dal POR FSE della Regione del Veneto, in particolare dalla DGR 526, il Veneto delle Donne, che è un programma, come appunto dice il titolo, dedicato soprattutto al pubblico femminile e in particolare a promuovere l'occupazione delle donne. Questo in 2 direzioni: da un lato l'occupazione delle donne dipendenti, quindi potenziamento delle competenze sia dal lato tecnico, finanziario, ma anche dal lato delle competenze relazionali, e dall'altro lato a incrementare la loro predisposizione all'autoimprenditorialità, quindi all'autoimpiego. I target principali del programma sono 2, sono gli aspiranti imprenditrici, da un lato gli aspiranti lavoratori, quindi possono essere sia donne occupate in cerca di una migliore occupazione e sia donne appunto disoccupate in cerca di occupazione, e dall'altro lato c'è anche il target delle studentesse delle scuole, degli istituti secondari superiori di secondo grado, nonché universitari, quindi che si affacciano al mondo del lavoro adesso, in questi mesi, nei prossimi mesi. Questo è l'ultimo webinar che noi organizziamo. Noi abbiamo avuto un piccolo ruolo all'interno di questo progetto con alcuni webinar da organizzare. Questo è l'ultimo. Abbiamo realizzato altri 2 webinar assieme alle imprese e aspiranti imprenditrici imprese, e alcuni webinar con le scuole e con i docenti, sia con gli studenti che con i docenti. Il programma è rivolto alle donne, ma i webinar sono aperti a tutti, quindi sono benvenuti anche i nostri amici maschietti. Ecco, basta, non vorrei rubarvi altro tempo. Come avete visto dal programma, oggi abbiamo 2 ore assieme, non sono tante. Matteo Solivo farà una panoramica, diciamo, sulle diverse opportunità che l'accesso al credito, la microfinanza e la finanza alternativa può offrirvi. Dopodiché noi restiamo a disposizione, e soprattutto resta a disposizione Matteo per ulteriori domande, approfondimenti e curiosità che ci possano essere. Avremo anche la possibilità di sentire una testimonianza molto interessante da parte di Filippo Tomasoli, che è fondatore di una startup culturale che si occupa di heritage di impresa e di storytelling. Poi appunto ci spiegheranno loro la connessione tra l'argomento di oggi e la testimonianza di Filippo. Io lascio la parola adesso a Matteo. 2 aspetti tecnici. Adesso avete la videocamera spenta e il microfono spento. Nel momento in cui volete fare una domanda è sufficiente alzare la mano, c'è il tasto in basso a destra e noi possiamo darvi la parola, così se preferite scrivere sulla chat non c'è problema, ma se volete anche farci sentire la vostra voce, volentieri interagiamo con voi. L'ultima cosa, come avete visto ieri per email, vi abbiamo inviato una richiesta di compilare un formulario con alcuni dati in più che ci servono per poi poter rendicontare questo webinar. Io vi metto in chat il link, così per chi non avesse avuto modo di compilarlo, magari me lo può compilare adesso durante il webinar o anche alla fine, insomma, se adesso non volete distrarvi. Sono poche domande con i vostri dati anagrafici, ci mettete proprio neanche un minuto e a noi serve per poterlo rendicontare questo webinar.
Ecco, io vi ringrazio per la vostra presenza, per la vostra attenzione, spero che il webinar sia interessante e io rimango qui anch'io ad ascoltare, sono curiosa di ascoltare gli interventi di oggi. Grazie mille Irene. Intanto buongiorno a tutti, è un piacere essere qui, purtroppo non possiamo ancora fare delle cose, degli incontri diciamo non online senza troppi problemi, ecco. Però insomma speriamo che passi presto anche questo momento. Io comincio a condividere il mio schermo che avevo preparato, eccolo qui. In realtà Irene ha già fatto un po' una panoramica di che cosa andremo ad affrontare oggi, di che cosa parleremo oggi. È appunto un webinar dedicato a come diventare imprenditori, avvio di impresa, accesso al credito, microfinanza e finanza alternativa. Questo perché, diciamo, il centro, il focus sia della mia attività, sia della nostra attività, della società per cui lavoro, sia diciamo in generale tutto il settore della finanza inclusiva è proprio quella di favorire l'accesso ai servizi finanziari, specialmente a quelle che sono le categorie che vengono definite vulnerabili, quindi tipicamente giovani, donne, aspiranti imprenditori, imprenditrici, ma anche altre tipologie di soggetti, altri gruppi come migranti, eccetera, che dopo andremo un po' a vedere. Questo perché poi effettivamente il livello di inclusione finanziaria oggi è minore rispetto anche al passato e quindi l'esclusione finanziaria è diventata, è ancora una tematica di estrema importanza che in un certo senso deve essere per quanto possibile combattuta, ecco, mettiamola così. Nel momento in cui in particolare il credito diventa esclusivo, si riduce, diventa un po' più selettivo, si comincia anche in un certo senso si vanno a discriminare anche quelle che possono essere certe categorie della popolazione e quindi non si rende possibile un'economia sana, un'economia che possa favorire l'innovazione. In un certo senso non si dà la possibilità a quei soggetti che hanno comunque del potenziale immateriale, che possono essere competenze, talento, buone idee, non si dà la possibilità a questi soggetti a cui magari mancano delle risorse di supportare a loro volta l'economia e di essere parte attiva dell'economia. Ovviamente non si tratta soltanto di fornire credito, non si tratta soltanto di supportare in termini finanziari le persone, ma si tratta anche di fornire servizi non finanziari, informare, garantire diciamo maggior consapevolezza anche su altri strumenti che qui definiamo di finanza alternativa, ma non è di finanza strana, tra virgolette, ma è proprio di un modo diverso di concepire la finanza tradizionale. Ecco, in breve, è già stato anticipato, l'intervento durerà 2 ore. Una prima parte sarà dedicata a una breve introduzione di chi è microfinanza, di che cosa facciamo, di che cosa faccio io, poi un piccolo focus su qualche numero sull'esclusione finanziaria e l'accesso al credito e poi un excursus su quello che su alcune di quelle che sono di alcune forme di finanza alternativa, quindi in particolar modo la microfinanza, ma poi vedremo proprio in breve anche qualcosa sul crowdfunding, moneta complementare. Sto vedendo già delle domande, le persone che hanno alzato la mano, non so se per errore, comunque viene chiesto se sarà disponibile la registrazione al webinar, che credo di sì, credo conferma Irene. Ma se tu sei d'accordo, sì. Sì, assolutamente. E anche le slide, se idem per le slide, assolutamente. Poi magari noi le possiamo inviare ai partecipanti. poi magari faccio un po' di pulizia
però sì, insomma, senza problemi. Infine, appunto, come anticipava Irene, l'ultima parte dedicata a un caso pratico, insomma, poi vedremo con calma, però capiremo perché abbiamo chiamato Filippo Tommasoli, insomma, una ragione c'è, poi ve la spieghiamo. Quindi una breve introduzione. Chi siamo? Chi è Microfinanza? Che cosa facciamo? Allora, Microfinanza è una società di consulenza indipendente, è nata una ventina d'anni fa, nel 2000, quindi un po' più di 20 anni fa, e diciamo è specializzata nell'erogazione di servizi qualificati e di supporto tecnico al settore della microfinanza. Che cosa significa? Significa che specialmente nella prima parte della vita di microfinanza ci siamo occupati di supporto e assistenza tecnica a istituzioni finanziarie di microfinanza in giro per il mondo. Quindi fondamentalmente per quasi 10 anni abbiamo lavorato quasi esclusivamente in contesti extraeuropei, Sud America, Sud-Est asiatico, Africa. Ovviamente le sfide dell'accesso al credito, anche la crescita del settore in Europa e in Italia hanno fatto sì che abbiamo cominciato anche a focalizzarci un po' su quello che è il mercato nazionale, il mercato europeo, e quindi da circa una decina d'anni abbiamo cominciato a lavorare un po' di più in Europa e in Italia, con due temi fondamentali, con una mission esplicita e con due temi centrali fermi nella nostra mente, che sono appunto favorire l'inclusione finanziaria e sociale e favorire l'accesso al mondo della finanza e al credito. Dal 2002 lavoriamo in stretta collaborazione anche con un'associazione non profit che si chiama Associazione Microfinanza e Sviluppo, che lavora su iniziative focalizzate quasi esclusivamente sul tema educazione finanziaria e anche, aggiungerei, finanza rurale e finanza verde, ma siamo in realtà parte di un gruppo abbastanza ampio composto da una piattaforma di equity crowdfunding che si chiama Ecomil, che supporta iniziative legate all'economia circolare, all'economia verde e in senso generale al tema sostenibilità, ma poi anche ad un fondo di investimento di impatto che si chiama Impact Age. Nel corso della nostra vita abbiamo svolto tantissimi progetti, non solo in Italia, non solo in Europa, ma come vi dicevo in tutto il mondo, quindi partendo dall'Est Europa, Africa, America Latina, Caraibi, e abbiamo collaborato con tantissimi enti pubblici e anche privati. Qui ho messo giusto qualche riferimento, si va dalla Banca Mondiale a UNICEF, all'Agenzia Italiana per la Cooperazione e lo Sviluppo, Banca Europea degli Investimenti. Ecco, la cosa importante che mi piace sempre ricordare, che mi piace tenere in considerazione e sottolineare è che non siamo un progettificio, non è che vediamo un bando e decidiamo di fare un progetto. Abbiamo, ripeto, un'idea molto specifica, una mission esplicitata anche a livello statutario e proviamo a supportare, proviamo a lavorare in direzione dei nostri obiettivi anche attraverso dei progetti. Facciamo anche parte della rete italiana di microfinanza e di inclusione finanziaria, RICMI, dell'European Microfinance Network, che è la rete europea della microfinanza, e infine di RIM, che è Risk Management Initiative in Microfinance. Nella pratica, queste esplicitate sono le nostre aree di intervento, un po' ve le ho già raccontate, però diciamo, diamo un riferimento chiaro. Ci occupiamo di monitoraggio e valutazione dei risultati nel campo dell'accesso al credito e dell'imprenditoria sociale, ci occupiamo anche di educazione finanziaria e imprenditorialità sociale, cooperazione tecnica con istituzioni di microfinanza e infine finanza verde rurale. Ecco, si vedrà poi in modo un po' più chiaro
poi nelle diverse attività che svolgiamo specifiche e poi anche nella mission, però si vede subito chiaramente che il nostro obiettivo non è soltanto quello di supportare e lavorare con delle istituzioni e con degli enti che lavorano dal lato dell'offerta, ma lavoriamo anche sul lato, tra virgolette, della domanda, quindi lavoriamo insieme ai beneficiari finali, ai beneficiari diretti, per supportarli in tutte quelle che sono le attività di avvicinamento e di accesso alla finanza tradizionale. Ecco, cosa importante, noi non concediamo microfinanziamenti, microcrediti, ma lavoriamo, al momento almeno, ma lavoriamo solo su tutta quella parte che viene definita di servizio ausiliare al microcredito, che poi vedremo un po' nel dettaglio. Questi sono in breve i nostri servizi e che cosa facciamo? Consulenza e assistenza tecnica, formazione, sviluppo delle capacità, ricerche, studi, analisi e formulazioni di progetti. Tutte queste cose svolte con una mission ben chiara, mission specifica. Mi viene detto che le slide non vanno avanti. Non so cosa state vedendo, io vedo la slide della mission. Non so Irene se puoi... No, vediamo ancora quella precedente. Come mai? Quella che comincia con l'intervento affronterà. Ah, ancora lì siamo. Ottimo. Sono andato avanti di un po' di slide. Va bene, comunque erano slide abbastanza brevi, abbastanza semplici, sono esattamente le cose che vi ho detto. Mi dispiace, non so come mai. Adesso le vedete comunque che vanno avanti. Ok, ottimo. Mission, dal punto di vista statutario esplicitata, promuovere iniziative nel campo dell'inclusione finanziaria per lo sviluppo di innovazioni tecniche e sociali a beneficio di individui e comunità vulnerabili. L'obiettivo è quello di lavorare per favorire idee e conoscenze, promuovere l'indipendenza nella loro vita, favorendo l'accesso ai servizi finanziari e non finanziari. Oltre a questo, quindi oltre a concentrarci sul tema beneficiari, lavoriamo anche con le organizzazioni di microfinanza. Perché? Per migliorare la loro performance economica, sociale e ambientale e in un certo senso favorire anche dal punto di vista dell'offerta quella che è l'ecosistema finanziario. Esclusione finanziaria, quindi accesso al credito, sono delle tematiche centrali per la nostra attività e, diciamo, in un certo senso dalle quali nasce la nostra mission vero e proprio, il nostro senso di essere. Perché? Perché fondamentalmente il tema dell'accesso alla finanza è strettamente legato a quello dell'inclusione e dell'esclusione finanziaria. Come vi dicevo prima, nel momento in cui una persona tendenzialmente appartenente a categorie svantaggiate, vulnerabili, può essere un migrante che arriva in Italia senza documenti, ma che vuole comunque cominciare ad essere inserito nella società e lavorare e aprirsi un'attività. Ecco, nel momento in cui prova ad approcciarsi al mercato tradizionale, la finanza tradizionale, il mercato bancario, tendenzialmente avrà delle difficoltà. Ma pensiamo banalmente a un giovane o ad una aspirante imprenditrice senza garanzie, senza particolare storia creditizia, ma con delle buone idee, con delle buone risorse trasversali, diciamo, con una buona capacità produttiva, con delle buone competenze. Ecco, anche in quel caso, senza andare a cercare delle ipotesi incredibili, anche in quel caso l'accesso al credito potrebbe essere complicato. E qui, proprio brevemente, vediamo alcuni dati sull'esclusione finanziaria a livello mondiale. Ovviamente questi sono dei dati dell'OECD, ovviamente noi come Italia siamo in questa fascia di alto reddito, però vediamo che a livello mondiale, qui si prende solo in considerazione la percentuale della popolazione adulta di età maggiore di 15 anni che ha un conto corrente, e questo è un indice di inclusione finanziaria, quindi proprio l'accesso anche a servizi finanziari di base. Ecco,
vediamo che a livello mondiale i dati non sono così particolarmente alti. Anche a livello di alto reddito vediamo che comunque c'è una fascia sicuramente più bassa di altre aree geografiche, ma c'è comunque una fascia, e vediamo che le donne comparate con gli uomini sono anche, diciamo, risultano più escluse, ecco, ma poi questo dato si inasprisce se andiamo a considerare le persone con un'educazione elementare, quindi con un livello scolastico un po' più basso. Ecco, ci sono dei soggetti che tendenzialmente risultano finanziariamente escluse, quindi faticano per varie ragioni ad accedere a quelli che sono dei servizi finanziari basici, conto corrente, strumenti di pagamento, carte di debito, carte di credito, consapevolezza anche banalmente sui prodotti assicurativi, prodotti pensionistici, prodotti di risparmio. E rendiamoci conto di quanto oggi, specialmente i giovani, vengano bombardati da informazioni del tipo ti conviene farti la pensione integrativa, altrimenti arrivi a 75 anni, quando probabilmente andremo in pensione, senza una pensione adeguata. Ecco, cominciare a ragionare su alcune tematiche, cominciare a prendere consapevolezza, significa approcciarsi, cominciare ad accedere anche proprio dal punto di vista anche dal punto di vista mentale al mercato finanziario. Dopodiché alcuni soggetti riescono e altri fanno più fatica. In Europa, ecco, diciamo che l'accesso ai servizi finanziari è considerato un carattere necessario per vivere nella società, ed è anche un diritto riconosciuto nell'ambito del pilastro europeo dei diritti sociali. Di fatto però rimane un problema. Questo, ripeto, magari noi abbiamo una percezione un po', sì, ci sembra che non sia così tanto un problema, però poi lo vedremo anche nei dati specifici. Anche per le imprese, anche per gli aspiranti imprenditori, l'accesso al credito non è così banale. Quindi, se poi andiamo a vedere a livello, diciamo, un po' più specifico, in Italia l'esclusione finanziaria colpisce il 20-30% della popolazione. Questo deriva anche da, questo è uno studio di ritmi della Rete Italiana di Microfinanza, che ha elaborato dei dati di Banca d'Italia e di Banca Etica, dove vengono analizzate appunto l'accesso al credito, l'utilizzo anche di strumenti digitali a livello finanziario, la possibilità o la capacità di fare pagamenti attraverso strumenti digitali o attraverso online. Ecco, pensate che fino a qualche anno fa, avevo letto una ricerca un po' datata al 2010 di Banca Etica, nella quale veniva esplicitato che solo il 67% delle donne di età maggiore di 64 anni ha un conto corrente. Quindi ecco, c'è una bella fetta, un bel 33%, forse, ecco, magari sarà un po' meno oggi, ma insomma i dati sono abbastanza preoccupanti, e non stiamo parlando della nonna, di mia nonna che ha 91 anni, che non vuole usare il bancomat perché le fa paura e quindi mi dà il bancomat, dà il bancomat a me, ma stiamo parlando di una fetta di popolazione molto inserita, di età non così tanto ecco, adulta, per cui sono dati abbastanza preoccupanti. E tra i gruppi vulnerabili poi generalmente consideriamo anche i disoccupati, i lavoratori part-time, come diceva Irene prima, tutto questo progetto, questo programma è dedicato anche a questa categoria di soggetti, lavoratori autonomi, donne, come dicevo, persone con disabilità, ex detenuti,
soggetti che si trovano in situazioni di sovraindebitamento. Ecco, tutte queste categorie vengono definite tipicamente categorie vulnerabili e sono a rischio di esclusione finanziaria. Queste un po' le cause principali che avevo già cominciato a raccontare, quindi non ho i documenti, arrivo in Italia, non ho i documenti, non riesco a provare la mia identità, rimango escluso dal sistema. Mi mancano delle garanzie, non ho la capacità di dimostrare una storia creditizia e quindi ho un credit scoring inesistente. In questo caso tendenzialmente sarò escluso, e anche qui, senza andare a cercare casi particolarmente incredibili, caso mio personale fino a qualche tempo fa, nel momento in cui, quando stavo già lavorando da qualche anno per la verità, ma con dei contratti di lavoro così, vado in agenzia per andare a vivere da solo, devo andare col papà e la mamma che mi facciano da garante, altrimenti la casa non me la danno. Escluso dal punto di vista finanziario. Non avessi avuto il papà e la mamma garanti, non avrei avuto la possibilità di andare a vivere da solo, nonostante avessi un lavoro. Ecco, anche qui mi mancano i requisiti finanziari, non accedo al credito. Infine, mancanza di competenze o presenza di disabilità. Ecco, in questo caso, anche qua lo vedremo un po' al volo più tardi, tendenzialmente in Italia le competenze, il livello di alfabetizzazione finanziaria è scarso, le persone non sono pronte o non hanno sufficienti, non sono sufficientemente pronte a ricevere un prestito, quindi rimangono fuori dal sistema. Quindi, ecco, giusto per chiudere questa prima parte, che cosa intendiamo per accesso al credito? Intendiamo la possibilità di richiedere un prestito a un istituto di credito o a un altro ente finanziario autorizzato. Questo vale, ripeto, sia per le imprese, sia per le aspiranti imprese, sia per le aspiranti professionisti, sia poi per i privati, sia poi per i cittadini che non hanno un'impresa ma che banalmente vogliono comprarsi una lavatrice a rate. Ecco, tendenzialmente l'accesso al credito dipende dalla mia bontà, dal mio merito creditizio, dal mio merito di credito, il quale in un certo senso dipende anche dipende tra le altre cose, ecco, anche dalle garanzie che molto spesso mancano. Quindi voglio aprirmi un mutuo, mi viene richiesta una garanzia personale, possono essere richieste altre tipologie di garanzie. Ecco, tutte queste cose non sono così tanto scontate. Quindi finisce, ripeto, sono tutti elementi in mancanza dei quali l'accesso alla finanza tradizionale diventa pressoché impossibile. E questo, ripeto, è collegato a stretto giro con il tema dell'inclusione sociale. Qualche dato adesso qualche dato un po' più specifico sulla situazione in Italia e in Europa. Questi sono dati che derivano da una ricerca fatta dalla Commissione europea sull'accesso alla finanza. Qui è specifica su quelle che sono sulle piccole e medie imprese e sul mondo dell'impresa, ecco, mettiamola così. Però vediamo che quelle piccole e medie imprese che vengono definite vulnerabili, che particolarmente sono quelle piccole e medie, small and medium enterprises, vediamo che il valore, la percentuale di imprese, piccole e medie imprese vulnerabili nel corso del tempo, dopo essere cresciuta nel 2011
quindi a seguito della crisi del 2008, dopo essere diminuita, ha ricominciato a salire chiaramente anche per il Covid, ovviamente. Vediamo che però, per quanto concerne le aziende un po' più grandi, questo dato non segue esattamente lo stesso trend, anzi nella seconda parte del 2020 addirittura il dato è decresciuto. Se poi andiamo a vedere i singoli paesi, vedete che l'Italia insieme alla Spagna è uno di quei paesi all'interno dell'area euro nella quale la percentuale di imprese, piccole e medie imprese vulnerabili, definite vulnerabili, è maggiore. Quindi nel nostro paese il tema dell'accesso al credito è fondamentale, anche perché finisce con l'essere uno delle 6 problematiche, sia a livello europeo questo, ma anche a livello italiano ancora di più, adesso lo vediamo, è una delle principali problematiche che le imprese devono affrontare. Tra le altre cose, vedete che qui vabbè sono in inglese perché la ricerca è in inglese, ma sono tutti problemi in un certo senso legati anche al tema dell'accesso alla finanza. Capacità di trovare dei clienti, la competizione, il costo della produzione del lavoro, la disponibilità di trovare un team, delle competenze di qualità, con grandi competenze e esperienze. Ecco, sono tutti problemi che in un certo senso possono dipendere anche dall'accesso alla finanza. Perché? Perché nel momento in cui sono un'impresa, voglio fare degli investimenti per migliorare, per efficientarmi, eccetera, ma non ho la possibilità o trovo delle barriere all'accesso alla finanza, ecco che questa cosa va a inficiare negativamente chiaramente anche tutti gli altri aspetti. Incapacità di ampliare la mia base clienti, incapacità di raggiungere nuovi mercati, di convincere partner, eccetera, eccetera. E finisco con l'essere chiaramente anche meno competitivo. Ecco, vediamo che per le micro imprese l'accesso alla finanza è il valore, registra i valori più alti come problematica. Su questo altro grafico a destra invece vediamo la divisione per paesi. Vediamo che l'Italia registra il maggior problema, oltre al costo del lavoro, anche di questo ne sentiamo parlare abbastanza spesso, ma registra il maggior livello, la maggior percentuale di rispondenti che hanno indicato come una delle principali problematiche, come principale problematica in questo caso, quella dell'accesso alla finanza. Qui un piccolo focus su quelle che sono le principali fonti di finanziamento, i principali fondi che vengono utilizzati a livello interno e esterno per le società, anche qua piccole, medie e micro. Vediamo che tendenzialmente il ricorso a obbligazioni, prestiti vincolati, linee di credito, crediti bancari, eccetera, è la percentuale più ampia. Questo in realtà tutto a livello proprio europeo. Tutte le altre forme di finanziamento, equity, obbligazioni, factoring, anche un po' leasing, anche se questo dato in realtà è un po' più alto per le piccole e medie imprese che vengono definite profittevoli. Ecco, tutta questa area vedete che non dico completamente, ma abbastanza sfornita. Quindi il focus sul mercato, tra virgolette, tradizionale, sul mercato bancario è ancora molto molto alto. In questo modo però, ripeto, abbiamo già visto un po' di problematiche, alcune categorie rischiano di rimanere fuori. Qui l'ultima slide, l'ultimo grafico su come sono cambiate, come è cambiata la disponibilità di finanziamento esterno in area euro. Vediamo come sia proprio caduto completamente. C'è un rimbalzino nel 2020 per le grandi imprese, però tendenzialmente
per tutti i dati relativi a crediti bancari, linee di credito, eccetera, eccetera, c'è proprio una, per le piccole e medie imprese e soprattutto per le micro, vedete è l'ultimo dato qui sotto, c'è proprio una caduta totale. Ecco. Difficoltà di ottenere un prestito alla banca, giusto per avere per risottolineare un po' questo punto. Ecco, vedete che al di là di domande rigettate, un costo che viene percepito come troppo alto, c'è una grandissima fetta di piccole e medie imprese, questo dato in azzurro, che percepisce come difficoltà ad ottenere un credito l'essere scoraggiato. Sono scoraggiato, non credo mi daranno mai fiducia, non credo che mi daranno mai un credito, non vado manco a chiederlo. Vediamo poi il caso per l'Italia. Ecco, la percentuale, al di là del fatto che gli ostacoli sono tendenzialmente più alti, meno alti, ecco, per la verità, della Spagna a livello storico nei 10 anni, ma più alti in questi ultimi tempi. Noi siamo qui ora. Ecco, anche qua la percentuale di persone scoraggiate, di imprenditori e imprenditrici scoraggiate, e poi ora lo vedremo anche su dei dati proprio elaborati in un camere, ecco, questa percentuale è altissima. Tutti questi problemi risultano ancora più gravi, lo abbiamo già detto all'inizio, lo stiamo ripetendo da ormai una mezz'oretta, ancora più gravi per giovani imprenditori, giovani imprenditrici donne. Perché? Lo vediamo proprio dal rapporto imprenditoria femminile di Unioncamere. Per le donne in particolare, le fonti di finanziamento principali che vengono, a cui si va a pescare, in cui si va a pescare proprio il capitale proprio, il capitale della famiglia. Quindi anche qua, ovviamente, si percepisce subito una delle problematiche di base per l'avvio e per la strutturazione dell'impresa, specie per le donne. Quindi accedere a delle misure di liquidità per le imprese femminili oggi è una problematica che già esisteva, ma che addirittura si è aggravata con la pandemia. Vediamo poi che il credito bancario come fonte di finanziamento è registrato solo nell'11% dei casi. Quindi anche qua diciamo ha uno scarso rilievo, per non parlare poi di tutte le altre forme di supporto e di finanziamento. Parliamo di 1% per prestiti da altri soggetti, 2% di finanziamenti pubblici. Quindi ecco, in questo caso anche qua vediamo c'è una forte necessità di formarsi, informarsi, essere supportati, sicuramente di trovare delle risorse che rendano possibile la trasformazione di capacità, progetti in crescita vera e propria. Ci sono due persone che hanno alzato la mano, vedo la prima, Sara Mendogni, non so se... 3 persone che hanno alzato la mano, 2 persone. Ecco, Sara, non so, forse l'ha alzata per errore. No, ok. Sì, ecco, sì, adesso sì. Grazie, no, l'ho alzata all'inizio della riunione per avere informazioni tecniche. Sto ascoltando, okay. Comunque, grazie. Ok, d'accordo. Risolte comunque, questioni tecniche risolte. Può abbassarla allora la mano, schiacciando sopra dovrebbe essere possibile. Ecco, faccio abbassa mano. Ottimo. Michela. Anche qui Michela non so se l'abbia alzata per errore. Forse sì. Sì. Ah, ok. Scusate. Il nome, per favore. Vigani. Vigani? Sì. Grazie. Bortolozzo Cinzia. Ecco, forse anche qua è un errore, quindi la passo. E Alina Ines Rodriguez.
Anche qua mi sa che era un errore, potrebbe parlare, però insomma... Mi sentite? Sì, adesso sì, adesso sì. Grazie Matteo e buongiorno a tutti. Ecco, diciamo che un po' alla volta, pian piano che avanzava sugli argomenti, mi dava risposta a quelle domande che avevo già individuato. Vi faccio un esempio. Lei è stato molto chiaro quando ha detto noi accompagniamo, cioè noi permettiamo o comunque la nostra missione è rivolta sia a istituzioni, a enti che a persone single, no, persone individui. Una persona, per esempio, no? Andando a un esempio più o meno concreto, aspiranti imprenditori, ok? Che Sì. Riconosce, quindi ha la consapevolezza che si trova nella fascia potenziale di esclusione, ok? Quindi c'è una consapevolezza. Parlo adesso dalla mia esperienza, ma ha consapevolezza che si è formato, che si sta formando da un periodo a questa parte, perché è chiaro che lei ha spiegato, se la banca o le istituzioni bancarie chiedono requisiti legali, requisiti finanziari e competenza, ma anche chiedono garanzia personale, dal momento in cui uno ha consapevolezza, e quello che lei ha fatto è stato molto valido per me e credo anche per i colleghi. Quando uno ha la consapevolezza di cosa chiede l'ambiente finanziario, penso che sta alla nostra responsabilità dire ok, di tutto quello magari è un'ampia vasta di formazione che dovrei fare, però almeno dovrei essere responsabile di formarmi, come diceva lei, informarmi sulle basi. Cioè, assolutamente. Non posso pretendere che colui, come nel caso della microfinanza SRL, mi può facilitare e io sia passivo anche. Ok, mi facilita e quindi rimasti là. No, io ho appreso che la prima cosa, se ho come voi un ente o un altro che mi facilita perché sono nella fascia esclusa, ok, sono grata, però anche, come diceva lei, parallelamente non trascurare la parte, ok, mi devo formare su quello, so che devo potenziare la parte finanziaria, so che devo potenziare la parte di conoscenza imprenditoriale, quindi non trascurare neanche quello perché so che un altro ente mi potrà supportare. Quindi la domanda è, partendo da questa consapevolezza e nel mio caso che io ho sono, come si dice, aspirante imprenditrice, dove ho individuato anche fra i costi di avvio con un costo di addestramento, no? So che è difficile trovare, per esempio, bandi che includano anche i costi di avvio, come può essere l'addestramento del personale, l'addestramento imprenditoriale, ma i prossimi bandi come quello di fondo femminile. Fondo impresa femminile, sì. Potrei includere anche questo. La mia domanda è, una persona che si vuole approcciare, per esempio a voi, microfinanza SRL, come vi approcciate? Ok, tu dovresti già avere la tua idea, o avendo la tua idea ti accompagniamo anche nella fase di elaborazione del business plan, ovviamente facendolo io, però diciamo con la vostra supervisione, oppure vieni già con il business plan pronto, però noi ti individuiamo. Quali sono gli elementi che dici, ok, tu ti intercetti noi microfinanza, ma da questo punto in poi noi ci siamo. Qual è la risposta a queste mie domande? Non so se sono stata chiara. Sì, sì, chiarissimo, grazie mille. Allora, diciamo che noi in questo caso cerchiamo di adattare il nostro servizio, il nostro supporto veramente sulla base delle necessità. Le faccio un esempio. Noi abbiamo poi la fortuna di lavorare su moltissimi progetti e di offrire tantissimi servizi gratuitamente. Per cui le faccio un esempio. Arriva una persona che ha un po' un'idea, però non sa proprio se sia l'idea giusta oppure se effettivamente quella dell'autoimpresa o quella della professione autonoma sia effettivamente la sua strada. Ecco, in quel caso noi, ma anche Union Camere, lavoriamo su un progetto che si chiama Erasmus per giovani imprenditori e cerchiamo di supportare proprio gli aspiranti imprenditori e imprenditrici nei primi passi. Questo è un punto.
Viceversa, altri progetti su cui lavoriamo, uno dei più grossi, su cui spendo più tempo anche, è un progetto che si chiama Young Entrepreneur Succeed, nel quale supportiamo giovani che al momento non stanno studiando e non stanno lavorando in attività di formazione e di accompagnamento per o cercare lavoro o avviare un'impresa. Ecco, è ovvio che in quel caso, se faccio un esempio pratico e brutale anche un po', se ci troviamo di fronte a una persona che ha 25 anni ma che dopo la seconda superiore ha deciso di abbandonare la scuola ed è fuori dal mercato del lavoro ormai da qualche anno, ecco, in quel caso chiaramente non mi aspetto che abbia un business plan pronto. Chiaramente il supporto che daremo sarà un supporto molto molto di base e partiamo proprio dall'inizio. Ultimo caso, arriva una persona che ha già un'idea, ha già un business plan, sta cercando soltanto il supporto per inserire sulla piattaforma di Invitalia il proprio progetto da far cadere all'interno del fondo impresa femminile. Ecco, in quel caso il supporto sarà chiaramente diverso. Ultimissimo caso, un imprenditore che ha o un'imprenditrice che ha un'azienda oppure un progetto con una mission sociale, anche lì abbiamo dei percorsi, degli strumenti dedicati a questo tipo di attività. Quindi ecco, se poi, ripeto, ci sono domande, io poi alla fine lascio tutti i riferimenti, perché per qualsiasi cosa più specifica mi contattate, però ecco, l'idea è proprio quella di dire di persone diverse, necessità diverse, servizi diversi, e questo è poi un punto che affronto proprio nella slide successiva, in una delle slide successive. Ecco, qui c'era di nuovo una piccola indicazione relativa sono sempre dati del rapporto imprenditoria femminile di Unioncamere, le difficoltà e anche lo scoraggiamento in particolare delle giovani imprenditrici o delle aspiranti imprenditrici, quindi non soltanto la difficoltà ad accedere a finanziamenti pubblici, non soltanto la difficoltà ad accedere a finanziamenti bancari, ma anche lo scoraggiamento, che diventa un vero e proprio ostacolo. Il doppio nelle donne rispetto agli uomini. Un sacco di donne si aspettano di vedersi rifiutata la propria domanda. Questo, quindi il senso di inadeguatezza, la paura anche di ricevere un rifiuto, ovviamente all'interno di una richiesta di credito, succede anche nel momento in cui si autovalutano le competenze a livello di educazione finanziaria. Di questo lo vedremo, se riusciamo, più tardi. Anche perché tra le altre cose, alle imprese a conduzione femminile vengono richieste cose più... i requisiti per le donne, purtroppo, a livello di finanza tradizionale, sono più ampie. Eccolo qui, le quote percentuali sul totale delle imprese che fanno ricorso al credito bancario. Che cosa viene richiesto? Solidità finanziaria e patrimoniale, garanzia reale, crescita economica. Ecco, tutta la parte relativa alla potenzialità, relativa alle capacità magari trasversali, ecco, tutte queste cose tendenzialmente sono in un secondo piano. Il primo piano rimane solidità finanziaria, garanzie, e in un certo senso finisce con l'esserci un effetto genere sfavorevole alle imprese femminili. Basti pensare che sulla garanzia di terzi per le imprese donne, per le imprese femminili sono il 54% di richieste, per le imprese maschili a conduzione maschile il 39%, quindi l'effetto genere anche in questo caso è abbastanza pesante. Quindi questa, Alina, era un po' forse la risposta, no? Che cosa... Ok, Matteo, ci hai raccontato un sacco di cose, ci hai detto un sacco di cose... No, molto utile, molto utile. Ok, grazie. Ci hai raccontato un sacco di cose che per un certo senso ci fanno un po' cadere le braccia, ma quindi cosa fate? Ecco qui il senso del nostro, un po' il senso del nostro lavoro. Cerchiamo di lavorare sia a livello
diciamo così, di supporto ai beneficiari, ma anche a livello istituzionale, per incoraggiare e supportare l'avvio di impresa, facilitando il superamento degli ostacoli. Qui c'è un errore, non è un punto di domanda, piuttosto sarebbe un punto esclamativo. Tecnicamente, quindi, noi supportiamo, l'idea è quella di supportare micro e piccole e medie imprese, imprenditori e aspiranti imprenditori e imprenditrici nello sviluppo di capacità tecniche e capacità soft. Quindi sviluppiamo dei percorsi formativi specifici, lavoriamo su tutta la parte relativa al business plan, al business model, alle competenze digitali anche, allo sviluppo di anche alla capacità di leggere dei dati, che non è così tanto scontato, ma lavoriamo anche su tutta, e quindi ecco, giusto per chiudere, incoraggiamo le opportunità formative di capacity building, facciamo workshop, eccetera, eccetera, però lavoriamo anche a un livello di dialogo istituzionale, dialogo pubblico, cerchiamo di aumentare, di favorire sempre un maggior livello di consapevolezza, identificando e promuovendo anche dei casi pratici e lavorando su casi molto specifici, come ad esempio lavorando sull'informazione. Quindi non facciamo solo formazione, ma questo è quello che facciamo noi, ma che fanno anche moltissimi altri enti, primo tra tutti Unioncamere. Ecco, cerchiamo di lavorare sul piano informativo. Come diceva prima Lina, non si tratta solo di, e anzi non si tratta per niente di dare delle risorse, punto. Si tratta proprio di dare sicuramente un supporto, ma anche di lavorare su tutta la parte di consapevolezza, quindi formare e informare le persone su tutte quelle che sono le opportunità, oltre a quelle del mercato tradizionale. Ecco, cosa succede? Succede che, ad esempio, ci sono tutta questa sfilza di misure, fondi, opportunità a disposizione di giovani imprenditori, aspiranti imprenditori, donne. Vedete quante sono. Molto spesso queste cose non sono neanche conosciute. Questo a livello nazionale, a livello regionale, a livello europeo, nazionale, insomma c'è veramente di tutto. Bisogna lavorare sia sulla consapevolezza, sulla preparazione. Quello che cerchiamo di fare noi è quello di fornire una cassetta degli attrezzi, ecco, ma poi assolutamente bisogna anche lavorare sul le persone singole devono lavorare ed essere pronte a lavorare sul proprio progetto. Ok, Alina ha rialzato la mano, eccola qua. Sì, un momentito. Non so se però sia forse stato per errore. Lei mi sente? Ah, eccola. Sì, sì, adesso sì, adesso sì. È molto veloce, è solo ripeto, non è verso voi, anzi, sono molto grata. Io ho notato, ho osservato, no, nel mio percorso in questi anni, che da una parte è la percentuale maggiore, almeno per me, per come la penso, è un atto di responsabilità, perché se io sono qua è perché ho trovato voi. Cioè ho fatto una ricerca su internet, è da anni che sto seguendo l'iniziativa di imprese, eccetera, eccetera, ma è anche vero che se ci sono queste realtà, ok, che hanno una missione verso il cliente finale, magari individui, persone, eccetera, eccetera, ripeto, non è verso voi, signor Matteo, è anche vero che ho notato che queste realtà che sono nate con questa missione non arrivano al cliente finale. Cioè, ripeto, in questo intento, no, di elevare la mia educazione finanziaria, di portare avanti queste mie idee imprenditoriali, eccetera, eccetera, con il supposto validissimo di enti come i vostri, la percentuale maggiore responsabilità è la mia, diciamo 90. Assolutamente. Io quello che sto dicendo è che quegli enti che sono nati con la missione di raggiungere le persone per fare educazione finanziaria o per fare X attività a favore, no, di raggiungere certi ambiti, eccetera,
non arrivano al pubblico. Non c'è quella... Sì. Sono onesta, io sono onesta in quello che dico, ma è corretto? Allora, sì, nel senso purtroppo sì, ecco. Tant'è che poi, se facciamo in tempo anche lo vediamo più tardi, ancora a livello di educazione finanziaria in Italia risulta scarso certamente perché ci sono un sacco di problemi, ecco, anche a livello di preparazione personale, eccetera, però anche dall'altro lato non c'è neanche un ecosistema che garantisca e che supporti veramente e a 360 gradi tutto questo processo di una maggior consapevolezza e sviluppo di comportamenti, attitudini, oltre alle conoscenze sul lato finanziario. Poi lo vediamo proprio al volo, però ecco, posso dire che effettivamente sì, c'è questo problema, però è anche vero che rispetto al passato oggi c'è un impegno anche a livello istituzionale, anche a livello di Stato. Basti pensare a tutti gli eventi di promozione dell'educazione finanziaria che vengono fatte ogni ottobre, il portale della Banca d'Italia che si chiama Quello che Conta, sì, no, Quello che Conta è fatto in collaborazione col governo. Ecco, ci si sta quantomeno provando a muovere, però assolutamente la strada è tantissima e procedendo, in teoria è andata, ok, procedendo, è questo un po'... Matteo, sì, chiedo permesso, sì. confermo che almeno dalla mia percezione, che non è assoluta, è molto limitata, ho percepito che da 2 anni a questa parte ci sono... Sì, si sta un po' muovendo. C'è stato un boom rivoluzionario e sono molto grata, ovviamente. Sì, poi ripeto, purtroppo assolutamente c'è tantissimo da fare. Però ecco, altra cosa che posso dire, a livello europeo ci sono tantissimi fondi messi a disposizione per lo sviluppo della tematica, ecco, mettiamola così. Quindi mi aspetterei che, spero quantomeno, che la situazione vada un po' assolutamente migliorando, anche perché fare peggio del passato, insomma, non è così tanto semplice, direi. Poi non c'è limite al peggio, però, insomma, la direzione è un po' quella, quindi mi aspetterei che si lavori sempre meglio, ecco, e sempre con più efficacia, ecco, anche nel coinvolgere, formare veramente, supportare le persone. Perché abbiamo vissuto un periodo nel quale tanti sono stati gli interventi messi a disposizione, ma poi nella pratica, a livello di efficacia e efficienza, sì, erano più che altro supporti informativi e chiusa lì. Invece il supporto che va fatto, e noi lo stiamo vedendo proprio in questi ultimi anni, sulla nostra pelle, nei nostri progetti, quello che conta davvero tanto è proprio l'accompagnamento personale, sono proprio le sessioni di accompagnamento, lavorare insieme alle persone, lavorare su tutta quella parte anche di competenza non tecnica. Chiaro che è un processo, ma, e qua mi ricollego proprio a questa parte di presentazione, il tema della persona al centro è proprio il tema centrale nella microfinanza e direi anche negli altri strumenti di finanza alternativa, che non è una cosa che è nata oggi. Adam Smith, qua lo riporto, nel 1776, quando ha scritto Il valore delle nazioni, diceva il denaro fa il denaro, quando se ne ha un po' è spesso facile ottenere di più, la grande difficoltà è ottenere quel poco. Ecco, aveva già intuito il problema un po' dell'accesso alla finanza per le aziende grandi, ma lo abbiamo già visto anche nella storia, anche recente. Le aziende grandi, le grandi banche, più grandi sono, meno difficoltà hanno a farsi finanziare, a farsi capire. Il problema vero è per i piccoli, il problema vero è per gli aspiranti. Ecco, lì si inserisce la finanza, diciamo in senso iper generale, la finanza inclusiva, la finanza sociale. E la microfinanza è solo uno degli strumenti che io vado a inserire tra gli strumenti di finanza interattiva. Ce ne sono tantissimi. Ecco, oggi probabilmente facciamo tempo a vedere soltanto
uno o due di questi, però vedete che proprio al volo appunto ci sono tanti modi attraverso cui è possibile provare a lanciare un proprio progetto, provare a farsi finanziare o a fare in modo che qualcuno investa in noi e creda in noi, e alcuni di questi sono molto, tra virgolette, locali, circuiti di credito commerciali uguale moneta complementare, non sto parlando di moneta alternativa, non sto parlando di moneta digitale, non sto parlando di criptovaluta, non sto parlando quindi di bitcoin, eccetera, sto parlando di circuiti di credito commerciale, dopo lo vediamo al volo, ma anche tutto il tema del crowdfunding, andare a proporre un proprio progetto, una propria iniziativa a livello di folla, quindi mi faccio finanziare da altri privati, mi faccio finanziare da altri enti attraverso queste piattaforme. Oppure tutto il tema dell'impact investing, tutto il tema dell'investimento ad impatto. Ho un progetto, ho una mission sociale, ho una mission legata alla sostenibilità. Oggi stanno crescendo tantissimo tutti quegli investimenti in imprese, in progetti che oltre al rendimento, che è comunque un elemento che rimane, che è comunque un elemento che viene comunque tenuto a mente dall'investitore, oltre a quello si valuta anche qual è l'impatto dal punto di vista sociale, dal punto di vista ambientale, quindi tutto il tema della sostenibilità comincia ad avere un peso veramente forte. Ovviamente la microfinanza è la prima che vado a considerare, è un po' la prima, anche perché lavoro per una società che si chiama Microfinanza SRL, quindi sai un po' così a non fare il primo caso. Ecco, che cos'è la microfinanza? Prima di tutto la microfinanza può essere considerata come un'opportunità di includere dal punto di vista finanziario e sociale. Al momento in Italia sono molte le istituzioni finanziarie che lavorano nel tema, sia fornendo dei servizi finanziari, ma anche dei servizi di accompagnamento, quelli che vengono definiti ausiliari di microcredito. Ecco, ovviamente come ogni settore, anche qui ci sono diversi enti con diverse proposte, diverse offerte creditizie, durate, tassi di interesse, eccetera, eccetera. Vado un po' rapido, ma giusto perché il tempo è volato. Ecco, è uno strumento che è pensato ed è dedicato a quelle che sono definite categorie vulnerabili. Ne abbiamo già parlato all'inizio. Ci sono delle categorie che in genere faticano ad accedere al sistema finanziario tradizionale, al sistema formale, di accedere al credito, a prodotti di risparmio, prodotti assicurativi, prodotti finanziari, quello che è. La microfinanza si inserisce esattamente in quella nicchia di mercato, ancora piccolina, ma anche in Europa. Capirete che tipicamente è pensata, è nata in altri contesti, ma anche in Europa il peso della microfinanza ha cominciato a essere rilevante. Si rivolge quindi a soggetti che hanno, per la loro condizione economica e sociale, difficoltà di accedere al sistema finanziario tradizionale, con l'obiettivo però, e questo è forse un grande errore anche che è stato fatto nel passato e che per certi versi viene anche replicato in alcuni contesti, l'obiettivo è quello di favorire l'accesso alla finanza. Quindi, in un certo senso, sì, se il sistema funzionasse perfettamente, se il sistema funzionasse bene, la microfinanza non avrebbe senso di esistere, non ce ne sarebbe bisogno. Il senso della microfinanza è categoria vulnerabile, fatica ad accedere alla finanza, aiuto quella categoria ad accedere. In un certo senso aiuto il settore a non avere più clienti. Ecco, non funziona che ho la mia nicchia di mercato e quindi lavoro affinché quella nicchia rimanga la mia nicchia e quindi io possa lavorare. In teoria, se noi facessimo, se tutto il settore facesse il lavoro fatto bene, non ci sarebbe più. È un settore che scomparirebbe. Purtroppo, o per fortuna per il settore, ecco, purtroppo la difficoltà dell'accesso al credito è un tema che cresce, è un tema rilevante e quindi il ruolo della microfinanza ha ancora senso e può aver senso. Come dicevamo prima però, non si tratta di garantire il diritto al credito, non si ha il diritto al credito, si ha piuttosto il diritto, questa è una cosa che
chiaramente dico io, ma non è l'idea, ho un'idea e allora ho il diritto di avere un prestito. Ho il diritto di provare a sviluppare, di provare a proporre la mia iniziativa. Devo essere messo nelle condizioni di farlo. Qui un po' di terminologia, ma l'abbiamo già un po' detta, quindi vado rapido. Il microcredito è un prestito di piccola entità. La microfinanza è un settore, in realtà, della microfinanza che coniuga servizi finanziari, quindi assicurazioni, prodotti di risparmio, tutti i prodotti legati al microcredito, anche a servizi che vengono definiti ausiliari, non finanziari. Quindi si parla di educazione finanziaria, si parla di percorsi di accompagnamento, coaching, mentoring, formazione sul business model, sul business plan, piattaforme, ecco, tutte quelle cose che possono aiutare i beneficiari ad accedere al mondo della finanza. In più ci sono le istituzioni microfinanziarie, sono degli enti abilitati a svolgere operazioni di microcredito e microfinanza. Questo un po' rapidamente, senza tediarvi, un po' il percorso anche a livello normativo della microfinanza. È un percorso che è cominciato nel 2010. Abbiamo un quadro normativo che disciplina il tema della microfinanza, quindi i prodotti e i servizi di microcredito sono ricompresi all'interno della legislazione bancaria e in questo senso siamo stati e siamo ancora all'avanguardia a livello europeo. Non ci sono tanti paesi che ce l'hanno, per esempio la Spagna, ecco, non ha una normativa specifica, anche se ha un settore della microfinanza. Ecco, nel 2010 viene introdotta la disciplina speciale per gli operatori di microcredito. 2014 il decreto legislativo, il termine microcredito viene inserito all'interno del testo unico bancario e viene creato il registro degli operatori. 2020, data importante, adesso la vediamo, gli importi massimi delle operazioni vengono aumentati con il decreto Cura Italia. Questi sono i due principali prodotti finanziari previsti all'interno della normativa. Prestiti commerciali e prestiti personali. Qui ci concentriamo un po' sul prestito commerciale. Vedete che oggi da 25.000 l'importo massimo è stato passato a 40.000. Durata massima del prestito 7 anni. In alcuni casi la durata è estesa a 10 anni e il prestito è aumentato di 10.000 euro. Quindi stiamo cominciando a parlare di 50.000 euro possibili. Non sono poi così pochi, quindi sì, sicuramente non vado a costruirmi non vado a finanziarmi un istituto di ricerca scientifica sulle nanoparticelle, eccetera, eccetera, però, insomma, 50.000 euro mi permettono di porre proprio delle basi anche per un prototipo, comunque, insomma, per cominciare a camminare in questo percorso. La parte importante, però, direi, non è la parte finanziaria, la parte do dei soldi, mi serve un finanziamento, eccolo qua. La parte importante è l'accompagnamento di servizi ausiliari, non finanziari, assistenza tecnica, tutoraggio, formazione, monitoraggio, sono tutti quegli strumenti che accompagnano il credito, perché ovviamente anche per un motivo molto, se vogliamo, di protezione, ecco, dell'ente di microcredito, di microfinanza. Concedo un prestito a una persona che non ha garanzie o che ha difficoltà di presentarmi una storia creditizia sufficientemente buona, ecco, lo devo accompagnare, in un certo senso devo essere sicuro che quella persona faccia i passi giusti. Ma questo ovviamente va anche a beneficio, a vantaggio della persona che non si trova lanciata nel mare senza saper nuotare e senza una persona lì vicino che gli possa insegnare, in un certo senso che lo possa accompagnare. Quindi ecco che diventa proprio il modo per lavorare su due binari diversi. Qualche considerazione sul tasso di interesse, perché alcune persone dicono: ah, vabbè, ma il microcredito, ho letto su internet che i tassi del microcredito sono troppo alti. Sì, effettivamente questo a livello mondiale succede, a livello mondiale i tassi del microcredito, stiamo parlando comunque di soggetti che sono in condizioni di vulnerabilità, sono in condizioni quindi problematiche anche dal punto di vista di
raccolta di capitale della banca, di capitale, diciamo, di protezione, ecco, della banca, però in realtà a livello italiano il limite massimo degli interessi è fissato dalla normativa antiusura e a livello aggregato dall'ultima ricerca, ecco, della rete italiana, diciamo che il tasso di interesse medio globale, TAEG, si attestava a settembre 2020 sul 7%, ma poi vedremo anche un paio di dati, di casi pratici. Ecco, i tassi possono essere addirittura minori. Questi un po' di numeri sulla domanda di microfinanze in Europa. Il 41% del gruppo target è rappresentato dalle donne, quindi diciamo molto spesso le donne accedono a questo tipo di strumento. Si parla di microimprese, imprese molto piccole, clienti del settore hanno tendenzialmente meno di 10 dipendenti, 1,26 milioni di clienti nel 2019, gli ultimi dati disponibili, il portafoglio è di 3,7 miliardi di euro in circolazione. Ecco, stiamo parlando di numeri alti, ma sono numeri abbastanza risibili a livello di finanza globale, però sono numeri in crescita. Soprattutto, ecco, qui vediamo a livello di offerta, il 65% del personale è composto da donne sulle istituzioni di microfinanza, quindi vuol dire che c'è anche un'attenzione a livello di inclusione per quelli che sono i soggetti coinvolti all'interno delle istituzioni. Ci sono oltre 450 istituzioni, il prestito medio alle imprese, non prestito sociale, prestito ai privati, è di 6.000 euro, quindi è bassino, anche se abbiamo visto che il caso italiano può essere più alto. E il 63% delle MFI, delle Microfinance Institution, offre servizi non finanziari, quindi diventa fondamentale, diventa centrale. In Italia, ecco la situazione, è ancora piccolina, la situazione non è incredibile, però ci sono già 84 enti operanti nel paese, un portafoglio lordo di 37 milioni di euro, dati probabilmente sottostimati. Quello che mi interessa però è concentrarmi sul gruppo target. L'85% delle MFI in Italia ha come gruppo target esplicito le donne, il 54% ha come target esplicito i giovani. E siamo il paese col più alto valore stimato di domanda potenziale. Questa è una ricerca europea sull'accesso alla finanza e sulla situazione della microfinanza in Europa. Ecco, l'Italia è il paese con il più alto valore stimato di domanda potenziale. Qua un po' un excursus sulla rete italiana di microfinanza. Vedete che dentro ci sono diverse tipologie di soggetti, ci siamo anche noi, ma ci sono ad esempio Mag Verona, il Forum per la Finanza Sostenibile, Banca Popolare Etica, Per Micro, insomma diversi tipi di soggetti che appunto rispondono a diverse tipologie di necessità. Qui, giusto per avere un paio di esempi e fare un po' un giro in diversi contesti territoriali, Fondazione Welfare Ambrosiano, Milano, Lombardia, offre dei servizi di supporto alla via e allo sviluppo di un'attività di impresa, anche se non esistono garanzie reali. In questo caso si parla di un credito da un minimo di 3.000 a un massimo di 15.000. C'è l'affiancamento dell'imprenditore o dell'imprenditrice con servizi di mentoring. Non ci sono limiti di età, 60 mesi, TAN 4,99%. Ovviamente poi vengono richieste delle cose. Mag Verona poi con Filippo Tommasoli, vedremo, lui è proprio il caso, già ve lo anticipo, è un caso di un giovane imprenditore che ha veramente scoperto, trovato i bandi, si è impegnato per partecipare a dei percorsi di questo tipo, è stato accompagnato anche da microfinanza in certe occasioni e diciamo sicuramente impegnando anche da Mag Verona all'inizio, poi ve lo racconta, però ecco, ha fatto proprio il percorso di difficoltà di accedere,
comincio ad accedere per vie traverse e poi comincio a lavorare e mi sviluppo. Ecco. Anche qua microcredito all'avvio di impresa, 20.000 euro massimo, tasso di interesse al 5-7%, quindi vedete che sono sì tassi tendenzialmente alti, però vi dico, per la mia auto ho un TAEG credo dell'8% più o meno, quindi ecco. Fondazione Risorsa Donna, qui siamo nel Lazio, questa è una fondazione che si rivolge esplicitamente alle donne, lo vedete già dal nome, offrono servizi di microcredito e di microfinanza, quindi ecco, l'idea è appunto, come leggete, migliorare sicuramente il reddito, ma anche agire sui fattori della sfera sociale, quindi lavorare su miglioramento del livello di inclusione, diminuzione della disuguaglianza tra generi, empowerment femminile, eccetera, eccetera. Questo è un po' sono altri esempi, vedete che in realtà ci sono esempi un po' in tutta Italia. Anche qua il vero lavoro da fare è capire, farsi supportare, fare le domande giuste e capire quali sono i soggetti che mi possono supportare in un percorso di sviluppo o di avvio di impresa sul mio territorio, quelli più attivi. Qui ancora una volta vado a sottolineare l'importanza dei servizi ausiliari del microcredito, esplicitamente previsti a livello normativo italiano dal decreto 176 del 2014, che prevede, e qui li andiamo a vedere specificamente, prevede la necessità di fornire almeno 2 servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio dei soggetti finanziati. Quindi viene concesso un microcredito, ma devono esserci almeno 2 di questi servizi. Supporto alla definizione di strategie dello sviluppo, migliorare le tecniche di amministrazione dell'impresa, quindi tutto il tema della contabilità, del controllo di gestione finanziaria, risorse del personale, tecnologie, digitalizzazione, innovazione, sono tutti aspetti sui quali l'ente di microfinanza deve riuscire e deve lavorare. Qui c'è proprio la differenza tra mercato tradizionale, tra virgolette, e mercato alternativo, se vogliamo. Qui vado veloce, che ormai è finito il mio tempo, non so se sia già arrivato Filippo, eccolo lì, lo vedo tra i partecipanti. Ciao, adesso ciao. 2 minuti e ti do la parola. Vai tranquillo. Che puoi dare così dai proprio un esempio di cosa è stato il percorso. Ecco. Buongiorno. Quindi l'idea, giusto per ritornare, è proprio quella di innovare per includere, sostenere le microimprese, sostenere persone a basso reddito, sostenere persone vulnerabili, svantaggiate, che sono escluse dall'accesso ai servizi bancari tradizionali, e lavorare su tutto il tema di supporto all'inclusione finanziaria. Quindi non è sicuramente l'unico strumento, tant'è che qui poi andando avanti presentavo altre tipologie di finanza alternativa, il crowdfunding, la moneta complementare. In Veneto c'è l'esempio del Venetex, che è proprio un circuito di credito commerciale nel quale si può, nato con l'idea proprio di sviluppare l'economia locale, però giusto per tornare indietro, ecco, l'idea è proprio quella di creare, fare da collante al mondo della finanza sociale. Parto da un'economia, da un modello economico basato sugli stakeholders, finisco con il ragionare sul modello definito shareholders economy, quindi focalizzato sui portatori di interesse, quindi un modello molto più ampio. Quindi dalla finanza, diciamo, dalla microfinanza si passa ad un modello di microfinanza sociale fino a un modello di finanza d'impatto, quindi un'economia nella quale l'impatto
economico, ma anche sociale ed ambientale sia un impatto positivo. Ecco, non negativo, ma un impatto positivo. Quindi vado proprio in fondo, così presento. Queste erano un po' di slide, ho fatto cattivo conto del tempo. Pensavo di essere molto più veloce. Ecco, altro tema importante, e poi chiudo, tutto il tema della sostenibilità e tutto il tema dell'educazione alla sostenibilità. Quindi anche questo è un tema e di misurazione della sostenibilità, di una misurazione della propria performance economica e sociale. Nei prossimi anni tutte le imprese, tutti gli aspiranti imprenditori dovranno cominciare a avere contezza, avere consapevolezza sull'importanza di misurare le cose che si fanno, sull'importanza di presentare, di avere un peso anche a livello non solo economico ma anche ambientale e sociale. Ecco, tutte queste cose rientrano nel tema finanza sociale, sostenibilità, microfinanza anche in un certo senso. Ultima mezz'oretta. Vi presento Filippo Tomasoli, ma adesso si presenterà lui, fondatore di Tomasoli Visual Factory, ma anche promotore di Red Lab, che è un laboratorio fotografico. Poi adesso io interrompo la condivisione. Filippo, ti lascio la parola, sei molto più bravo di me a presentarti sicuramente e a presentare anche. Ecco, non so proprio al volo se ci sono altre domande, però non mi sembra... Grazie. Ecco, Alina. Molto valido. No, solo per dire okay. Grazie, molto valido. Grazie mille. Grazie mille. Filippo, per favore. Ciao a tutti, buongiorno. Ciao Matteo, e insomma, prima di tutto grazie per avermi invitato oggi e per avermi dato l'opportunità di raccontare un po' la mia storia, sperando che possa essere anche, come esempio concreto, possa essere di aiuto a qualcuno che magari si trova nella stessa situazione. Allora, mi sentite bene? Perché sono in una stanza in cui c'è un po' di riverbero. Io lo sento bene. Perfetto. Allora, io sono il titolare di Tomasoli Visual Factory, appunto, che è un'azienda nata nel 2017 e che si occupa fondamentalmente di heritage, di imprese del territorio e di visual storytelling. Poi dopo vi spiegherò meglio esattamente di cosa mi occupo e come è nata. Però sono qua anche perché sono il cofondatore e il vicepresidente di un ETS che si chiama Red Lab, che si occupa di arte e terapia focalizzata sul linguaggio fotografico in zone di frontiera, sia in Italia che all'estero. Io però vorrei partire raccontandovi brevemente come è stata la mia esperienza da imprenditore e le difficoltà che ho incontrato e come sono riuscito a superarle, almeno in parte, o, insomma, non proprio tutte, però una buona parte per ora sì. Quindi, proprio una cosa abbastanza veloce. Io sono cresciuto professionalmente e come persona all'interno di uno studio di fotografia, che è lo studio della mia famiglia. È uno studio che ha 120 anni e io sono la quarta generazione, di fotografi. Si tratta dello studio ancora attivo più antico d'Italia e l'ha fondato mio bisnonno nel 1906. Io sono cresciuto lì dentro, nel senso che quando andavo a scuola i pomeriggi li facevo tutti lì in camera oscura con mio padre, insomma, diciamo che ogni tanto mi viene da pensare che ho imparato prima a fotografare che a camminare, e in parte è stato così in realtà. Però non ho mai pensato, per molti anni non ho pensato a questo come un lavoro, perché per tanti motivi, probabilmente anche perché lo vedevo parte della mia vita senza la necessità che fosse un lavoro. Quindi ho avuto una formazione che in realtà ha toccato tutt'altri temi. Mi sono laureato in lettere moderne, in stilistica e metrica, e poi mi sono laureato in linguistica e filosofia del linguaggio. Finché poi dopo, a 25 anni, uscito dalla magistrale, ovviamente mi sono trovato nella situazione in cui si trovano quasi tutti quelli che escono da una laurea magistrale, soprattutto se una laurea in lettere,
di capire cosa fare della propria vita, insomma, fondamentalmente, no? E quindi come dire, ho un po' cercato di tirare le fila di tutto quello che avevo fatto, di tutto quello che stavo facendo. Ecco, teniamo conto che io già lavoravo nel tempo libero come fotografo e anche come videomaker a Padova, dove vivevo, facendo l'università, però li avevo presi come hobby. Pensandoci, una volta finito l'università, ho capito che in realtà quello che mi interessava era continuare sulla strada della mia famiglia, però cambiandola. Quindi portandoci dentro anche tutto il know-how e la mia passione per il cinema e per la parte video. Quindi nel 2015 sono entrato in studio proprio come ragazzo di bottega. Nel frattempo ho fatto un paio di master per focalizzare di più la mia preparazione su quello che era proprio l'ambito video e cinematografico. Un master è stato in antropologia visuale, perché già all'epoca mi interessava la parte documentaristica, di cui poi vi spiegherò meglio, e un altro master è stato invece in visual storytelling, tenuto dall'International Center of Photography di New York a Torino, che è la sua sede europea. Ho fatto 2 anni come ragazzo di bottega, garzone di bottega si potrebbe dire, nel senso che essendo uno studio così antico porta con sé ovviamente anche dei metodi di insegnamento antichi, il che non è stata una brutta cosa, perché ho imparato veramente tantissimo sul campo. Però poi nel 2017 ho capito che mi andava un po' stretto stare dentro lo studio della mia famiglia e che volevo in realtà provare a prendere una strada diversa, in accordo ovviamente con i miei genitori, nel senso che comunque mio padre sentiva e sente ancora la necessità, diciamo, di passare il testimone. E io sentivo la necessità in qualche modo di continuare questa storia, però volevo continuarla secondo la mia visione delle cose, e questa visione prevedeva anche che io provassi ad aprire un'azienda diciamo in autonomia. Ecco, sentivo il bisogno di fare questa cosa, sia dal punto di vista gestionale che dal punto di vista economico. Avevo in mente un progetto che era quello di creare un'azienda che si occupasse di heritage, di imprese del territorio, quindi di valorizzazione del patrimonio immateriale delle aziende del territorio, che poi è quello che avevo fatto in parte nello studio della mia famiglia, valorizzando tutta la storia, l'archivio fotografico, eccetera, e che unisse questa cosa qui con lo storytelling visuale, quindi video e fotografie, raccontare storie, raccontare insomma la storia delle aziende del Made in Italy e del territorio italiano. Però c'era il primo problema, era che io, venendo da una formazione puramente umanistica, non sapevo nulla di come si prepara un progetto di impresa, di come si fa un business plan, di come si pensa un progetto che poi sia effettivamente sostenibile e che possa funzionare. Quindi mi sono iscritto a un corso della Camera di Commercio di Verona, che per 2 mesi, nell'estate del 2016, per 2 mesi mi ha aiutato a capire, mi ha dato delle basi, dei fondamenti di economia aziendale, e mi ha aiutato a capire bene, a fare un business plan che funzionasse, quindi a passare dalla mia idea di azienda a una concretizzazione di quest'idea che effettivamente reggesse. E devo dire la differenza è stata importante tra l'idea iniziale e poi la sua concretizzazione, come è giusto che sia. Contemporaneamente ho partecipato a un bando POR-FESR, perché io avevo necessità di acquistare delle attrezzature. Le attrezzature video sono molto costose, purtroppo. E io avevo necessità di acquistare un certo tipo di attrezzature che mi potessero garantire di posizionarmi già in una certa fascia di mercato. Quindi di uscire dalla logica del ragazzino che fa i video, tra virgolette, anche perché ero giovane, sembravo anche più giovane di quello che ero, quindi insomma non è se qualcuno sa di quello di cui sto parlando, non è facile, soprattutto con l'imprenditore medio veneto, non è semplicissimo
risultare credibili. Avevo bisogno quindi per risultare credibile anche di una potenza, diciamo di un apparato di attrezzature che mi aiutasse in questo senso qua. Però appunto non avevo i soldi, quindi ho provato a fare l'application a questo bando Portfeser, che è stato il primo uscito in Veneto per il sostegno delle imprese creative della cultura dello spettacolo nel 2017 e diciamo e ho vinto, ecco, sono arrivato tra i 14 vincitori. Il mio progetto è stato valutato come meritevole, soprattutto anche per l'attenzione verso appunto la valorizzazione del territorio delle imprese. E quindi la mia startup quindi mi ha dato l'opportunità, mi sono iscritto come progetto di impresa, non avevo ancora aperto l'azienda. E in questo modo ho avuto l'opportunità di aprire questa azienda e di aprirla già comunque con, come posso dire, con un finanziamento cospicuo dal punto di vista economico, ma anche con un riconoscimento del fatto che comunque la mia idea era una buona idea, tutto sommato. Ecco. Però come sapete da questo tipo di finanziamenti a fondo perduto, quello lì era il 70%, rimane fuori il 30% più IVA, che su una somma comunque di 50.000 euro non era poco, per me almeno era moltissimo. Quindi mi sono trovato nella situazione di trovare un modo di coprire la restante percentuale, anche perché di quel 70% a fondo perduto in anticipo me ne hanno dato il 40% e il resto ho dovuto spenderlo io. Poi mi è stato restituito chiaramente, però parlando proprio di cash flow, insomma c'erano delle uscite necessarie che io non riuscivo a coprire. Ecco. Quindi fondamentalmente ho cercato un altro bando che potesse aiutarmi a coprire quel 30%, soprattutto la parte che dovevo anticipare, più IVA. E l'ho trovato in realtà in un bando di Invitalia che si chiama Self-Employment, che finanzia fino a 20.000 euro progetti di impresa ritenuti meritevoli. Ovviamente c'è tutta un'application da fare, però io già avevo un business plan che avevo avuto prova che funzionava, quindi insomma, diciamo, l'ho semplicemente adattato un pochino. Mi sono iscritto a questa call di Self-Employment. Self-Employment dà appunto un finanziamento fino a 20.000 euro da restituire, non è a fondo perduto, è un prestito, però è un prestito da restituire in, mi pare, se non sbaglio, in 5 anni a tasso zero. Quindi comunque estremamente più vantaggioso di qualsiasi altro prestito bancario. E poi però mi mancava ancora qualcosa, una fetta che non sapevo da dove tirar fuori. Nel senso che comunque io ho deciso di fare questa cosa con le mie uniche forze. È stata una decisione mia, è stata una decisione di cui non mi sono mai pentito, ma è stata anche una decisione che diciamo mi ha tolto il sonno per qualche settimana, però alla fine ci sono riuscito e quindi sono molto contento. Rimaneva un'altra fetta, quindi ho detto va bene, proviamo ad andare da qualche banca, proviamo a bussare alla porta di qualche banca. Ovviamente la risposta è stata sempre la stessa. Non sei credibile, sei troppo giovane, non hai esperienza, non può funzionare, non possiamo fidarci, eccetera, eccetera, eccetera. Chiedevano delle garanzie che io non potevo dargli, chiedevano addirittura degli impegni di immobili di miei parenti che io non avevo nessuna intenzione di dargli. E quindi ho deciso, consigliato da mia madre che lavora nel microcredito da molti anni come volontaria, ho deciso di provare ad andare da Mag e di chiedergli, di dirgli ragazzi sentite io so che voi appunto la slide che stava facendo vedere prima Matteo, no? I 20.000 euro per l'avvio di impresa. Io sono andato là e gli ho detto ragazzi sentite so che voi fate questo tipo di operazione, io ne avrei bisogno, cosa facciamo? E ci siamo messi al tavolo, gli ho spiegato bene il mio progetto, gli ho fatto vedere un business plan che reggeva, che aveva vinto già 2 finanziamenti, uno europeo e uno nazionale, e mi hanno detto beh non c'è nessun motivo per cui noi non ti aiutiamo. E in effetti mi è stato diciamo assegnato questo finanziamento di 20.000 euro che mi ha dato l'opportunità di coprire la restante parte di denaro che rimaneva, ma anche di avere una piccola liquidità iniziale che mi consentisse insomma di iniziare il mio percorso di imprenditore, perché comunque come sanno tutti non è che apri l'azienda e inizi a lavorare con i clienti subito, insomma, oddio, magari sarebbe bello se fosse così, ma non è così. Quindi io comunque i primi 3, 4, 5, 6 mesi
in parte avevo già dei clienti che mi portavo dietro dal fatto che comunque era già 3-4 anni che in qualche modo lavoravo, però ho dovuto fare new business di base, cioè girare dappertutto, andare a bussare alla porta a tutti gli imprenditori del mondo e provare a vedere se riuscivo a trovare dei nuovi clienti. E quindi questo microcredito mi ha dato sicuramente la possibilità di iniziare con un minimo di tranquillità e ovviamente di acquistare tutta l'attrezzatura che dovevo acquistare. Quindi, diciamo, a marzo 2017 apro l'azienda. A settembre arriva l'anticipo della regione, mi arriva la notizia che ho vinto il bando del self-employment, arriva il microcredito, compro l'attrezzatura. A ottobre sono operativo. Questi sono stati i tempi. A ottobre sono operativo e ovviamente ho cominciato, come vi dicevo, a cercare di capire la direzione che poteva prendere concretamente poi la direzione commerciale che poteva prendere la mia azienda, anche perché, insomma, come sanno tutti i piccoli imprenditori, alla fine se uno è da solo deve fare la parte produttiva, la parte commerciale, la parte amministrativa, le ore nel giorno sono 24 e non è semplicissimo, insomma. Quindi ho cercato un attimo di guardarmi in giro e di capire che direzione volevo far prendere alla mia impresa. Ho fatto un anno abbastanza difficile, devo dire la verità, abbastanza difficile, nel senso che lavoravo tantissimo, giravo tantissimo, è stata molto dura, però poi è iniziato quel piccolo saltino che in realtà è il saltino determinante, cioè che sono passato dal fatto che non ero più io a chiamare, ma erano gli altri a chiamare me. E quindi questo mi ha consentito di concentrarmi di più sulla parte produttiva e concentrarmi un po' di meno sulla parte commerciale. E quindi questo mi ha consentito di crescere anche molto di più dal punto di vista professionale e di cominciare a capire come investire una parte di risorse. Quando intendo risorse intendo sia risorse economiche, ma soprattutto intendo la risorsa più importante che ho e che è quella che vendo più cara, cioè che è il mio tempo e la mia professionalità, ovviamente. E io avevo fin dall'inizio l'idea fissa che diciamo il mio lavoro oggi può funzionare per come lo intendo fare io, quindi puntando a una qualità molto alta, può funzionare solo se riesco a trovare una nicchia internazionale. Quindi non una tuttologia locale, ma una nicchia internazionale. E quindi avevo in testa l'idea di dovermi in qualche modo aprire ad altri mercati, fuori dall'Italia, ok? Perché comunque conoscevo dei mercati esteri che funzionavano molto meglio di quello italiano per il mio mestiere, nel senso che il mestiere di fotografo e di filmmaker negli ultimi... Io ho avuto la fortuna di vedere questo cambiamento nei miei genitori. È stato un mestiere che è cambiato molto, però si è anche molto impoverito dal punto di vista non solo economico, ma anche dal punto di vista proprio di autorevolezza presso il pubblico, ok? Per una serie di motivi, insomma adesso non sto qua, non è il caso di parlarne, però tra la fotografia digitale, i cellulari che fanno le foto, eccetera, diciamo l'autorevolezza del fotografo che una volta consentiva di avere anche di poter avere dei certi prezzi, un buon rapporto tra diciamo tempo investito e ritorno economico è cambiato molto negli ultimi 30 anni, soprattutto in Italia. In altri mercati non è cambiato così tanto, il mercato anglosassone non è cambiato così tanto. Io lo sapevo perché comunque ho sempre girato tanto e quindi volevo portare fuori, in qualche modo volevo portare fuori la mia attività. In più io ho sempre avuto un grande interesse per i documentari di stampo sociale e in generale per l'ambito sociale. Mi sono sempre impegnato come volontario in diverse ONG e associazioni fino al 2015, poi ho aperto Red Lab, appunto, di cui a brevissimo vi dico 2 parole, e quindi volevo far convergere queste 2 cose, il mio lavoro e anche questa mia passione, insomma, questo mio focus sui temi sociali. Quindi ho cominciato a investire
essendo un po' più tranquillo, tra virgolette, dal punto di vista economico, ho cominciato a investire in progetti autoprodotti all'estero. Quindi ho cominciato a investire in un documentario in Kenya, in un documentario in Iraq, uno in Messico. Poi è scoppiato il Covid, quindi diciamo che tutto questo ha dato, ovviamente ha creato dei problemi ai miei progetti di internazionalizzazione, anche perché esattamente un mese prima dello scoppio della pandemia avevo trovato questa cosa magnifica che è l'Erasmus for Young Entrepreneurs, che grazie a Microfinanza e a Matteo poi sono riuscito effettivamente a ottenere. E quindi avevo trovato questa cosa pazzesca che mi consentiva di andare dove avevo sempre voluto andare, cioè New York, ma dove non mi era, diciamo, non avevo mai avuto la possibilità economica di andare, perché New York è una città carissima, completamente fuori portata, per me almeno. E quindi avevo trovato questo programma che mi dava l'opportunità, era un anno che cercavo dei modi per andare là. E finalmente l'avevo trovato, ho detto, beh, svolta, ho trovato questo programma che mi aiuta ad andare a New York senza spendere soldi che non ho. E poi un mese dopo è scoppiato il Covid. Io però avevo già fatto l'application insieme a Matteo, appunto, e qua, vabbè, l'ho già ringraziato 1000 volte, ma lo ringrazio ancora perché senza di lui e Microfinanza non l'avrei mai fatto. E quindi, diciamo, ho dovuto posticipare la mia partenza per gli Stati Uniti, che originariamente avevo previsto per estate 2020, l'ho dovuta posticipare ad estate 2021 e anche un po' cambiare le cose, nel senso che vabbè, sono riuscito comunque diciamo, a tenere attivo il collegamento con il mio host. Questo programma funziona con un imprenditore host, un imprenditore senior che ti ospita e un imprenditore junior, che ero io in questo caso ovviamente, che viene ospitato, non ospitato ovviamente dal punto di vista proprio che ti porta a casa sua, ma ospitato dal punto di vista imprenditoriale, ecco. E quindi c'è un accompagnamento. Io e questo imprenditore di New York avevamo pianificato un progetto insieme di espansione del mio business lì, che poteva essere utile sia per lui che per me, di fare una serie di documentari sugli italoamericani di terza o quarta generazione che volevano tornare in Italia a vedere i suoi luoghi d'origine. Lui si occupa di turismo dagli Stati Uniti verso l'Italia, io mi occupo di documentari, avevamo trovato questo match perfetto per fare questo progetto insieme. Quindi ho dovuto tenere per un anno buona questa relazione, poi finalmente sono riuscito ad arrivare là, non senza difficoltà, perché c'era ancora il ban e quindi sono dovuto fare 3 settimane in Messico per riuscire poi a entrare negli Stati Uniti, con delle avventure che vi risparmio perché non c'è troppo tempo. Insomma, sono riuscito ad entrare negli Stati Uniti, sono stato un mese e mezzo a New York e abbiamo, secondo me, costruito una partnership che penso funzioni, nel senso che ovviamente il periodo ancora non è il migliore per il turismo, chiaramente. Però abbiamo girato quasi tutte le riprese necessarie per fare il primo teaser, diciamo la prima puntata pilota, ma soprattutto ho preso quelle relazioni che avevo bisogno di prendere, con lui ma anche con altri che ho conosciuto lì in quel mese e mezzo lì a New York. Tant'è vero che per esempio adesso una cosa che ho saputo ieri, Marco, questo imprenditore, mi ha chiesto di fare una lezione in una high school di New York City, in una scuola superiore di New York, martedì prossimo, quindi avrò questa piccola lezione di un'oretta ai ragazzi a cui dovrò spiegare un attimo qual è il mio lavoro, qual è insomma, come porto avanti il mio lavoro, come si può essere dei filmmaker nel 2022, quindi è una cosa molto bella perché vuol dire che comunque in qualche modo al di là del progetto si è stabilita una connessione tra me e il mio host che continua oltre la fine del programma Erasmus. Ecco, quindi lo stato delle cose è questo. Adesso come adesso io sono il 5º anno di apertura dell'azienda e devo dire sto quasi finendo di pagare i debiti, anche se ne sono aggiunti altri ovviamente, perché è sempre così, però insomma diciamo sto cominciando ad essere un pochino più tranquillo da quel punto di vista, perché comunque mi uscivano
quasi 1.000 euro al mese tra le varie cose, 800 euro al mese, insomma non sono pochi. Adesso sta cominciando a ridursi tutta questa cosa qua, sono un po' più tranquillo. Con il Covid ho avuto ovviamente un'inflessione nella crescita, insomma io sono cresciuto in questi 5 anni ogni anno del 30% più o meno, ok? E in questi 2 anni di Covid non sono cresciuto, però non sono neanche tornato indietro. E questo è stata già una gran cosa, secondo me, nel senso che, insomma, voglio dire, non sono calato perché sono tornato a girare parecchio per clienti, però è già stato un buon risultato. E sto cercando di portare avanti questi progetti di internazionalizzazione che in qualche modo stanno cominciando a dare i loro frutti, anche se sono cose lunghe, perché vi dico, il primo documentario su cui ho messo le mani, quello in Kenya, l'ho iniziato appunto nel 2018, siamo nel 2022. Però sono cose che richiedono tempo e sono investimenti a medio termine che io sono convinto daranno i loro frutti e mi consentiranno di portare il mio lavoro sempre di più su quello che mi interessa, quindi documentari di stampo sociale, e sempre di più anche su un rapporto, tra virgolette, impegno-retribuzione che funziona, ecco, mettiamola così. Ultima cosa che volevo dire, e poi mi fermo, perché secondo me, sì, esatto, poi mi fermo, siamo alla mezz'oretta. Volevo dire 2 parole su Red Lab. Red Lab, e anche lì Matteo e Microfinanza ci stanno dando una mano a capire bene come far funzionare questa associazione. È un ETS che è nata nel 2000, abbiamo fatto i 2 anni oggi, quindi il 2020, è nata esattamente con il Covid, quindi anche lì, vabbè, con cui ci occupiamo appunto di laboratorio di arte e terapia, usando la fotografia analogica in zone di frontiera. Frontiera intesa nel senso più ampio del termine, quindi dalla frontiera psicologica, perciò lavoriamo dei centri diurni di salute mentale sul territorio, lavoriamo anche con minori non accompagnati, alla frontiera politica e geografica, lavoriamo anche nei campi rifugiati in Kurdistan iracheno e in Grecia, a Corinto, alla frontiera linguistica, alla frontiera religiosa, quindi in generale la questione della frontiera. Il nostro scopo è quello di aiutare delle persone che hanno subito traumi a fare un percorso di miglioramento dal punto di vista del loro benessere psicofisico, soprattutto psichico ovviamente. Questa associazione, anche questa è una bella avventura perché è iniziata 2 anni fa e adesso abbiamo preso i 2 anni di Covid, abbiamo avuto un anno di stop ovviamente, il primo anno 2020 i progetti all'estero si sono bloccati, i progetti nei centri diurni si sono bloccati, si è bloccato tutto chiaramente, però abbiamo preso quell'anno lì per fare un ragionamento interno, abbiamo fatto tutto un rebranding dell'associazione, abbiamo fatto un nuovo sito e abbiamo cercato di strutturarci e adesso con il direttivo della settimana scorsa siamo arrivati a darci una struttura un po' più seria, quindi aggiungendo al direttivo un comitato esecutivo con dei ruoli precisi, con dei referenti all'interno del direttivo, con un responsabile scientifico, un responsabile editoriale, insomma stiamo cominciando dopo 2 anni a avere una forma di qualcosa che può funzionare in effetti, uscendo dalla logica del semplice associazionismo di qualcosa che uno fa nel tempo libero dopo cena. Ma stiamo cominciando che era il punto dove volevamo andare tutti noi, stiamo cominciando un attimo ad andare nella direzione che secondo me è quella giusta. Ultima cosa che volevo dire, perché ho visto prima che mi è venuto in mente vedendo la slide del crowdfunding che ha messo Matteo, ecco, vi parlo solo di un piccolo esempio di crowdfunding. Io non sono un esperto assolutamente e non ho mai fatto crowdfunding per il mio progetto di impresa. Però l'ho fatto per un progetto singolo, molto circoscritto, che è un cortometraggio che ho girato a ottobre 2020, esatto, ottobre 2020, un cortometraggio, che avevo scritto 2 anni prima e che volevo girare, ma non avevo avuto mai soldi per girarlo. Tenete conto che un cortometraggio pensato come l'avevo pensato io, quindi con una troupe grande, costa sui 30.000 euro. Okay? A un certo punto
insomma, è successo che la mia direttrice di produzione mi ha detto: senti, se aspetti di avere i soldi non lo girerai mai, quindi ci conviene girarlo lo stesso. Prova a fare una campagna di crowdfunding, prova a vedere se riesci a coinvolgere delle persone. È un cortometraggio diciamo, su un tema sociale, è un cortometraggio di forte stampo sociale, molto forte, sul tema del razzismo e dell'antifascismo. Ho detto, beh, prova a vedere se raccogli una comunità di sostenitori che ti possono aiutare sia con donazioni che con professionalità. E quindi l'abbiamo fatto. Io all'inizio non ci credevo molto, non è che non ci credessi, ma non avendolo mai fatto, non so, ero un po' titubante. Invece l'abbiamo fatto, abbiamo fatto una call in produzione del basso e comunque abbiamo raccolto in 2 o 3 mesi 4.000 euro, che per il nostro progetto era molto di più di quello che pensavamo e che ci ha consentito di coprire tutte le spese, ma soprattutto con produzione del basso abbiamo raccolto anche professionalità di persone che sono venute a lavorare donando la loro competenza e la loro professionalità per il progetto. E quindi alla fine abbiamo girato questo cortometraggio con una troupe di una 70ina di persone, una troupe molto grande, ed è stato secondo me un grande successo collettivo. E quindi io sono stato molto contento perché è stata la prova concreta che ha smentito le mie idee anche sul fatto che in realtà un modello di business, in questo caso chiaramente non aziendale ma focalizzato su un progetto, però comunque un modello di business collaborativo e partecipativo, se impostato bene dall'inizio nel dialogo con la base di sostenitori, può funzionare molto bene, Ecco, basta, mi fermo qua. Grazie mille Filippo. Ecco, giusto 2 parole prima di chiudere. Sì, è vero, tanto complimenti. Mi fa sempre piacere che Filippo racconti un po' il percorso, un po' la sua storia, a parte perché per il fatto che sono tutti progetti, tutte cose interessantissime, ma anche perché proprio è possibile capire, è possibile vedere tutto il percorso con anche un po' le difficoltà, con le necessità di inventarsi, di trovare il modo giusto per trovare quei 3.000 euro che mancano. E secondo me è un po' questo anche il senso, no, di questo webinar, di questo tipo di seminari, proprio quello di informare, proprio quello di dare l'idea che non è che se abbiamo la prima porta chiusa allora è meglio fermarsi. Ecco, magari sembrano anche frasi fatte, però è importante non scoraggiarsi, è importante informarsi. Poi, ecco, avere anche un po' la fortuna certe volte di avere le persone giuste che consiglino, che aiutino nella pratica, che favoriscano magari un elemento piuttosto che un altro. Però ecco, il punto di partenza secondo me è proprio quello di cercare di capire, cercare di non volere avere delle risposte, ma voler avere delle domande, farsi delle domande, cercare delle persone che ti stimolino, degli enti che ti aiutino anche a trovare il percorso giusto. Oggi abbiamo visto rapidamente, e poi ovviamente, anzi lo faccio direttamente qui, così condivido anche l'ultima slide, se riesco. Eccola qui. Ovviamente qui ci sono i miei contatti, se avete voglia, piacere di fare 2 chiacchiere, sono qui. Poi giustamente, come scrive Nicola, è importante anche la maturazione dell'esperienza nel campo in cui si vuole aprire l'impresa. Assolutamente, anche quello è un elemento che è fondamentale, nel senso non si può e non è neanche giusto, secondo me, aspettarsi che ci sia qualcuno così pronto a regalarci un po' di fondi perché siamo bravi, perché siamo giovani, perché siamo così, perché siamo italiani. Ecco, non funziona così. Ovviamente dobbiamo lavorare tantissimo, lavorare sull'idea, lavorare sul modello,
ecco, tutte le cose che abbiamo raccontato, che ho raccontato anch'io prima, ecco, non è che funziona, uno va da Mag Verona con un progettino scritto su carta di formaggio con dei numeri inventati e Mag Verona dice tranquillo, sono qua per te, ti do io i fondi. Serve avere un progetto, sensato, potenzialmente funzionante, quindi comunque tutto quel discorso non cessa di esistere, ma non cessa di esistere, tra parentesi, neanche nel mercato finanziario tradizionale. Non è che se io ho le garanzie allora ho un merito creditizio più alto e allora avrò il prestito. No, se uno non ha un progetto buono, se uno non ha un progetto che sta in piedi, il prestito non ce l'ha uguale. Quindi ecco, si tratta, e così mi attacco anche alla domanda di Paolo, si tratta di rimanere informati su quelle che sono i fondi a disposizione, le possibilità messe a disposizione di giovani imprenditrici, insomma, informarsi, provare a tenersi aggiornati e se si ha un'idea, se si ha un progetto, lavorarci sopra, farsi aiutare quando c'è la necessità di farsi aiutare, ma non pensare che ci sia qualcuno lì pronto a regalarci qualcosa, perché il mondo non funziona così. Ci sarà un bando, appunto, fondo impresa femminile, teoricamente dovrebbe essere questione di settimane, se non giorni, quando si aprirà la possibilità di proporre le proprie proposte sul sito di Italia, che sarà l'agenzia appunto che gestirà questa cosa. Ecco, c'è anche uno sportello impresa donna della Camera di Commercio di Padova, quindi grazie di queste condivisioni. Ecco, non so Irene se ci sono altre cose, non so se ci sono altre domande. Altrimenti... Altre domande non ne vedo in chat. Okay. E volevo aggiungere che, come accennava e anche Filippo, mi pare, sì che ha frequentato questo corso promosso dalla Camera di Commercio di Verona. Le Camere di Commercio in ogni territorio hanno uno sportello Nuova Impresa. E, come avete visto messo in chat il collega di Padova, esiste anche lo sportello dedicato all'impresa femminile, quindi se c'è bisogno di supporto loro sono pronti in ogni momento ad offrirvi formazione, supporto anche per l'elaborazione del business plan, quindi contattateli, possiamo mettervi in contatto anche noi, se ci scrivete noi possiamo mettervi in contatto, o comunque trovate tutto sui siti. Inoltre, per chi fosse interessato ad approfondire il progetto di cui parlava Filippo, che è l'Erasmus per imprenditori, siamo noi che lo gestiamo, la mia collega Elin Gonzalez, che sicuramente Filippo e Matteo conoscono molto bene. Sì. Per cui se volete maggiori informazioni su questo interessante programma, scriveteci. Sono 2 programmi, ce n'è uno dedicato a New York, quindi fuori Europa, e poi c'è quello dedicato all'Europa, quindi con la possibilità di scambi in tutta l'Unione Europea. Ecco, poi qualsiasi cosa, ecco, la scrivo anche qua in chat, così magari se ci sono domande, se ci sono insomma dubbi, sono qua, lascio anche il numero, quindi insomma a disposizione se qualcuno... Ecco, siamo andati un po' rapidi, un po' veloci, ci sarebbero state tantissime altre cose da vedere, però insomma credo che non sarà l'unica occasione, l'ultima occasione, per cui ecco, rimaniamo a disposizione. Grazie a tutti da parte mia, grazie a Filippo, grazie a tutti i partecipanti, Grazie a voi. Irene.
E qualsiasi cosa sono qua. Grazie Ciao. Matteo, Arrivederci. grazie Filippo. Arrivederci, grazie.